Allora, ciao a tutti. Allora, abbiamo il seguente circuito, come vediamo è formato da una maglia sola, quindi un semplice circuito. Allora, vogliamo calcolare la tensione che abbiamo sulla resistenza da 11 ohm, quindi la V1, e la tensione che abbiamo sulla resistenza da 8 ohm, quindi la V2. Allora, per prima cosa, incominciamo a calcolare la resistenza equivalente. Allora, come vediamo è un'unica maglia, quindi inoltre le resistenze stanno tutte in serie, quindi come vediamo è una condizione molto facile da calcolare. Allora, la resistenza quindi è equivalente quindi è dalla somma di tutte le resistenze del circuito, quindi abbiamo che partiamo da qua, abbiamo 10 più 15 più 6 più 8 e infine la resistenza di più da 11 e quindi più 11. Allora, tutta questa somma è uguale a 50 ohm. Allora, adesso che dobbiamo fare? Calcoliamo la tensione che gira in questo circuito. Qua abbiamo tre generatori di tensione. Allora, uno da 12 volte e 8 volte che girano in senso orario, mentre abbiamo il generatore da 5 volte che, come vediamo, fa girare la corrente in senso antiorario. Quindi qua possiamo la tensione totale che abbiamo in questo circuito, chiamiamola V con D. Allora, possiamo fare la differenza quindi tra i generatori che hanno la stessa direzione meno il generatore che va in senso opposto. Quindi la tensione che gira in questo circuito è uguale a 12 più 8, in quanto hanno lo stesso verso, meno i 5 volte del generatore che si trova qui, che va in senso orario. Allora, quindi questa tensione è uguale a allora, 12 più 8 meno 5 è uguale a 15 volte. Allora, adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare l'intensità di corrente totale che gira nel circuito, quindi chiamiamola I con T è uguale a, ehm, la tensione diviso la resistenza, quindi abbiamo V con T diviso I con T. Allora, andando a sostituire, abbiamo 15 diviso 50 che è uguale a 0,3 ampere. Allora, adesso che abbiamo la corrente, sì, la corrente totale che gira nel circuito, possiamo calcolarci la tensione che ci sta sulle resistenze da 11 ohm, quindi la V1 e la V2 che si trova sulla resistenza da 8 ohm. Allora, quindi la V1, allora, V con 1 sarà uguale a I totale, all'intensità totale di corrente, che moltiplica la resistenza L con 1. Quindi usiamo la regola del partitore di tensione. Allora, per 11, allora, che è uguale a 0,3 che moltiplica 11 è uguale a 3,3 volt. Poi la V con 2 che è la tensione che abbiamo sulla resistenza, hai capito, la resistenza da 8 ohm, quindi la V con 2 è uguale alla I totale che moltiplica la resistenza 8 ohm, quindi abbiamo 0,3 che moltiplica 8, a questo punto è uguale a 2,4 volt. Ok, abbiamo visto come risolvere questo piccolo circuito. Allora abbiamo calcolato l'esistenza equivalente, l'intensità totale che gira nella maglia e le due tensioni ricercate. Ok, a questo punto questo è tutto
e ci ascoltiamo alle prossime. Ciao ciao a tutti.